Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Il circolo del Partito Democratico e la sezione della Lega Nord di Badia Polesine hanno organizzato venerdì 4 marzo un incontro sul tema federalismo prossimo venturo. Sono intervenuti il senatore del Partito Democratico Marco Stradiotto, quello della Lega Nord Paolo Franco e i consiglieri regionali polesani Cristiano Corazzari, Lega Nord, e Graziano Azzalin, Partito Democratico. La serata è stata aperta dagli interventi dei responsabili locali dei due partiti organizzatori, Manuel Berengan, Partito Democratico, e Antonietta Giacometti, Lega Nord, e dal sindaco Gastone Fantato, che ha detto: Lega Nord e Partito Democratico sono membri essenziali della mia maggioranza. Sul federalismo devo dire che purtroppo arriva con 150 anni di ritardo. Il dibattito è stato molto interessante e condotto, pur con le differenze politiche fra Lega Nord e Partito Democratico, più sulle ragioni che uniscono che su quelle che possono dividere i due partiti, su alcuni aspetti del federalismo che tutti dicono di volere. Dice Paolo Franco, 53 anni, vicentino di Arzignano, senatore dal 2001, esperto di federalismo e vicepresidente della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale. Adesso, dopo il federalismo municipale, in corso in commissione abbiamo quello importantissimo che vale 140 miliardi di euro all'anno di spesa pubblica che riguarda le regioni e le province. Poi la parte principale è conclusa, ma non è detto che non ci siano delle parti importanti anche dopo, perché ci sono altri 3 decreti, uno che riguarda la perequazione infrastrutturale, quindi rendere in maniera infrastrutturale più dotato il Paese, uno che riguarda l'armonizzazione dei bilanci e poi quello altrettanto importante dei premi, delle sanzioni per gli amministratori locali. Premi e sanzioni per chi non adempie ai propri doveri di amministratore, non come oggi che ci sono dei sindaci o presidenti della provincia o della regione che rimangono in carica indipendentemente dai disastri che hanno fatto. Ecco, penso che i cittadini chiedano anche questo. Con questi ultimi 3 si chiude questo percorso, questo processo. Siamo ancora naturalmente per strada perché quello delle regioni è molto importante, ma credo sia un processo che vogliono tutti i cittadini e tutti gli amministratori. Le scelte del Partito Democratico le spiega Marco Stradiotto, esperto di federalismo, 45 anni, sindaco di Martellago per 11 anni, dove è stato sindaco nel 93, 94 e 98. Nel 2001 è deputato nell'Ulivo, rieletto nel 2006, e nel 2007 è sottosegretario con Romano Prodi. Il 13 aprile 2008 è eletto senatore ed è componente della Commissione Finanze del Senato. Non abbiamo votato il federalismo municipale per un motivo molto semplice, perché non c'è il concetto del pago vedo voto e perché le tasse continueranno ad andare a Roma e ne tornerà una parte. Noi ritenevamo invece che una parte dovesse restare assolutamente nel territorio, solo così funziona. Facendo poi un'analisi su quelli che saranno i vantaggi, io credo che i comuni del Veneto, se va bene, e io penso che qualche vantaggio l'avranno, ma avranno i trasferimenti dell'anno scorso, del 2010, cioè si recupereranno grazie a questo federalismo solo i tagli di quest'anno, non di più. Graziano Azzalin, consigliere regionale del Partito Democratico, si sofferma sia sul bilancio regionale da poco approvato che sul federalismo. Premesso che il bilancio appena approvato dalla Regione Veneto era un bilancio che ci è stato presentato di lacrime e sangue, aveva detto il governatore Zaia, un cadavere eccellente. Noi abbiamo cercato con parecchi giorni di confronto politico anche aspro di migliorarlo. Ci siamo riusciti in parte e non oso pensare cosa sarebbe successo se non avessimo fatto questa azione politica molto forte, molto dura anche per cercare di migliorarlo. Abbiamo integrato capitoli del sociale che erano azzerati, abbiamo cercato di garantire il trasporto pubblico locale, abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Per quanto riguarda il federalismo, io più che federalismo parlerei di un decentramento amministrativo, questo è di cui in realtà si sta discutendo nel nostro Paese. Il federalismo che millanta la Lega è più un fatto di propaganda, in realtà anche l'approccio che si sta vedendo in questi giorni è un approccio negativo, insomma, perché non si tratterà
di avere più soldi, probabilmente avremo più tasse e comunque sarà il tema su cui bisognerà parlare nei prossimi mesi anche a livello regionale. In ogni caso dare più autonomia finanziaria e più responsabilizzazione, diciamo, nei centri di spesa agli amministratori locali, credo da questo punto di vista sul piano dei principi noi siamo d'accordo, il problema sarà come applicare questi principi. Ecco, su questo che ci sia ancora molta strada da fare e non mancherà il nostro impegno. Chiudiamo sul bilancio regionale e sul federalismo con Cristiano Corazzari. Mai come in questo momento l'esigenza di una profonda riforma in senso federale risulta essere importante se non addirittura indispensabile. Siamo reduci in questi giorni da una manovra di bilancio in Regione Veneto che ha conosciuto dei tagli importanti per garantire una stabilità complessiva del nostro sistema paese, un sistema paese che così come ha funzionato fino adesso non può andare avanti. Il federalismo è una riforma indispensabile per liberare maggiori risorse per gli enti locali, in primis i comuni e le regioni, e per rendere più efficiente il sistema complessivo del nostro Paese. Questa è la vera sfida del federalismo, un federalismo che deve essere garante anche di quella che è l'unione di un Paese. Perciò paradossalmente questo Paese e i nostri enti pubblici, le nostre regioni potranno andare avanti solo con il federalismo, diversamente il futuro non ci presenta nulla di buono.